Eccoci qua! Eravamo nascosti dietro l'albero. Eravamo dietro l'alberello da vita e alla fine Ma abbiamo... guarda che siamo tutti e due a righe, non me ne ero mica accorta. Finché non ci ho visti lì, non ci ho mica fatto caso. Ma tu sei righe orizzontali? Sì, Sì, bene, siamo delle siamo anche righette. con colori complementari. Quindi... Esatto, blu e rosso, io sì. rosso, anche gli occhiali, io ho messo in tinta con gli occhiali. Bene, cari amici, prima di tutto, buona serata e grazie di essere ancora qui in compagnia con noi. Buonasera Anche a stasera tutti. faremo il solito pippone, c'è subito un bel ciao. Ecco, allora ciao anche a te, però cara amica o caro amico che ci scrivi dal gruppo Facebook, ricordati il nostro di amato gruppo Facebook, esatto, sì. Abbiamo necessità, qua c'è un altro, eccolo qui, buonasera a tutti, buonasera anche ciao alla persona di prima, ciao Pierluca, ciao ben ritrovato abbiamo sempre. Pierluca, sì. Ragazzi, quando vi collegate da Facebook è necessario passare prima da un'autorizzazione. Cosa significa? Lo spiego perché sennò... Vai col pippone. Allora, lo dico a favore degli amici dal gruppo Facebook, quindi uscite dalla diretta e tornate nel gruppo dove avete trovato appunto l'annuncio della diretta. Quel post sopra una parte scritta: ciao amico, ti invito, sei invitato alla mia diretta, bla bla bla, e c'è un link in azzurro www.streamyard.com/Facebook. Cliccate su quel link, si aprirà una finestra dove vi chiede la conferma per autorizzare StreamYard a ricevere i dati da Facebook. Senza questa autorizzazione purtroppo quello che si vede è così. Quindi vedete che non si capisce con chi stiamo parlando, perché in questo momento, anche se trasmettiamo dal canale, cioè dal gruppo, stiamo in realtà trasmettendo tramite una piattaforma direttamente, contemporaneamente su 3 canali diversi. Quindi nel canale del Mariotto, nel canale della Hilde e nel gruppo Facebook. Quindi noi quando leggiamo i commenti li leggiamo attraverso quest'altra piattaforma sempre online che ha un suo come dire indirizzo streamyard.com, quindi non riusciamo a vedere chi siete perché non siamo in questo momento su Facebook ma da questa diciamo piattaforma di tramite. Quindi mi raccomando, ripeto, tornate nel gruppo. Bravissima Antonella, guardatela l'Antonella fatto, ciao. Brava Antonella e benvenuta. Ci auguriamo che anche l'altra persona faccia lo stesso passaggio. Ripeto, se siete già all'interno della diretta, uscite dalla diretta, entrate nuovamente nel gruppo, cercate il post dove appunto è annunciata la diretta, cliccate in quel post il link in azzurro, si apre un'altra finestra, confermate l'autorizzazione, chiudete la pagina, entrate di nuovo in Facebook e vedete, partecipate. Eccola qua, ciao anche a te Agata. Bene, fatto questo l'autorizzazione non è più necessaria ai prossimi appuntamenti e alle prossime dirette, quindi è un passaggio che si fa una volta soltanto. Esatto, un po' noioso a spiegarlo, è più lungo spiegarlo che farlo, però dobbiamo farlo ogni volta. Brava Barbara, brava. E poi brava ancora. Finalmente qualcuno ci ascolta, non ci ascoltava mai nessuno, continuavano a scrivere ciao, Facebook chiuso, finalmente qualcuno. Bene, allora questo è importante perché ovviamente durante la diretta avete la possibilità di ottenere gratuitamente una risposta dalle nostre sibille interpretate da noi, quindi è chiaro che eccone qua un altro, non ripeto il pippone. Il pippone della Hilda, ma decoccio sono, decoccio. Perché si aggiungono alla spicciolata e quindi si perdono le perle. Le perle. Comunque, cari amici, vabbè, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Allora, riprendiamo. Come si fa? Ecco, stavamo spiegando quali sono i requisiti per ottenere una risposta. Buonasera Fabiano, buonasera. Allora, dovete scrivere, ovviamente nella domanda dovrete indicare il vostro nome, la vostra data di nascita. Cercate di concentrare tutto in un unico commento, così che non venga frammentato da quello che possono essere i commenti che nel frattempo scrivono altre persone, altri utenti. Quindi concentrate tutto in un solo commento, scrivete il vostro nome e la vostra data di nascita nel testo della domanda, mettete e scegliete quindi un argomento preciso. Non chiedete cosa succederà in generale, mi dici quali sono le novità della mia vita, perché diventa molto difficile individuare verso quali direzioni si muoveranno delle cose, perché le sibille riescono effettivamente sulla base della domanda a dare diverse indicazioni. Quindi più siete specifici nella domanda, più ovviamente anche la risposta è soddisfacente e mirata.
ok? Sì. Quindi se per esempio chiedete dell'andamento della vostra relazione sentimentale, allora mi raccomando, indicate che siete in coppia, date anche il nome dell'altra persona, la sua data di nascita. E ad esempio, se state frequentando una persona e siete, che ne so, separati da un po' di tempo, o l'altra persona è impegnata, o se è già sposata. Ad esempio, ecco, io vorrei fare questo punto qua. Guarda questa domanda, no? Okay. Allora, buonasera, troviamo un compagno breve, Barbara. Allora, qui va benissimo, però sarebbe interessante vedere se il nuovo compagno, voglio dire, se è single, se è separata. Ma lei chiede... Ah, lei? Certo, sì, vabbè. perché Ci auguriamo che stia cercando un nuovo compagno da una posizione da single. Sì, ma se comincia a guardarsi intorno sperando che questo l'aiuti a prendere il coraggio di chiudere qualcosa, scrivete se sì, nel frattempo capita molte volte di vedere, non so, la donna con i figli, non si capisce se è la vicina di casa che allora vi spieghiamo perché questa specifica, perché a volte ecco è single da 5 anni, perfetto. Ma ci è capitato che una persona ci chiede se ne vedevamo questo gran signore, alla fine lei fa è mio marito. Ah sì, adesso ve ne racconto una. No, quindi vedevamo un bravo uomo devo vicino. Raccontare. 15 anni fa ho fatto una consulenza a una cartomante, no? Cioè la cartomante mi chiama, no? E mi dice, ma mio compagno mi ama, una cosa del genere, mi desidera. E io continuavo a vedere che lui gli voleva bene, ma lei non mi aveva detto tutto, no? E dico, ma sì, ti vuole bene, cavolo, è attaccato a te come come un francobollo, no? E mi diceva che era andato via, no? E io dicevo, no, guarda che è attaccato a te come un francobollo. E lei mi ha detto, no, quello è il marito. Ma allora, dimmelo che sei sposata. Ed era una cartomante. Allora, quando voi fate, come si dice, le domande, dovete essere un po' precisi, perché se io vedo che qualcuno è attaccato come un francobollo e non so che voi siete sposati, il compagno che se n'è andato via, mica mi metto in mente io che è... Eh sì, quello neanche si vedeva tra l'altro. 15 anni fa mi è successa una cosa del genere, dico, vabbè vabbè che siamo bravini. E però, siccome insomma... il tempo della diretta, diciamo così, è limitato ed è aperto come possibilità a tutti, chiaramente più siamo, come dire, performanti sia nella domanda che nelle risposte, più giustamente riusciamo a far contente il maggior numero di persone. Vi ricordo comunque che sia il Marietto che la sottoscritta siamo disponibili per consulti professionali in privato. A pagamento, se ci chiamate con il cellulare, esatto, mezz'ora. Sì. No, perché poi succede anche che ti telefonano al nostro numero e cominciano a raccontarti. Sì, e tu sei lì che hai una scaletta di impegni di cose, quindi capiate che se volete il nostro tempo professionale, esatto, privatamente, ovviamente dovete prenotare un appuntamento come pagamento in anticipo, come del resto chiediamo a tutti, altrimenti ci sono questi spazi che dedichiamo sempre ben volentieri nell'arco della settimana. Beh, volentieri così, però li dedichiamo, sì, noi ci divertiamo e spero che anche per loro sia un momento un po' di pubblicità, di svago. Poi vedete che ho la maglietta che siamo oggi siamo due marinarelli. No, più che marinarelli ero in gattabuio, mi è andato no, ma quelli generalmente no, ma ti voglio spiegare un segreto, quelli hanno le righe verticali. Allora mi sono messo dobbiamo cambiare costume. No, però ora siamo libertà vigilante. Allora va bene, dai, cominciamo a rispondere, poi vi spiegheremo tutte le altre belle cose nelle prossime dirette. No, però l'unica cosa che voglio dire ed è importante, perché adesso non perché i russi ci attaccheranno, insomma, quelle storie quelle cose. Però noi abbiamo un sito, il sito del Capitano, che ha dei circuiti gratuiti da scaricare per difendere l'Italia, per difendersi da tante cose. Potete andare su questo sito, l'abbiamo creato io e la Hilde, praticamente dal 2015 in avanti, tira e molla, e ci sono hanno scaricato più di 250.000 ebook gratuiti, e Hilde Garda mi ha detto Veneziano hanno regalato più o meno 3 milioni di circuiti. E ormai sì, con tutti i conteggio ormai sì, siamo arrivati in Argentina, in India, in Pakistan, insomma dappertutto. Abbiamo fatto anche consulenze e istruzioni a indiani, a gente in Messico, in Argentina, a New York e via dicendo. Lì invece c'è tantissimo materiale gratuito. Bene, detto questo, abbiamo anche una sezione shop dove chiaramente
In questo caso qua, scusate, ho messo mascherina perché potremo contattarci. No, poi è in previsione una prossima, enorme pandemia, quindi prepariamoci. Io sono già pronto, distanze sociali, voi là e noi qua. Beh, questo qui è il nostro talismano che è portentoso. Qui io lo indosso sempre, vediamo se riesco a metterlo, vedete, ecco l'albero della vita. Questa è la prima versione in ottone zincato, quindi non è, come dire, nichelato, scusate. Nichelato, sì. Quindi non è esattamente alla portata di tutti, se ci sono persone delicate, questo no. Infatti abbiamo optato per quest'altro materiale che è sempre ottone ma non nichelato, e quindi quello che vedete in sovraimpressione è il ciondolo nella nuova versione, continua ad avere le stesse programmazioni. Sì, no. Costa solo 150 euro più 20-25 euro di spedizione, spese di spedizione, è abbordabile per tutti e funziona. Devo dire che dà soddisfazione. Dà soddisfazione. Allora, va bene. Detto questo, io penserei subito alle domande perché vedo che c'è tanta carne a fuoco. Quindi vediamo un po'. Buonasera a tutti. Buonasera Massimo, buonasera Alessandra, buonasera Angela, Antonella, Ornella, buonasera insomma tutte le persone che hanno deciso di trascorrere un po' di tempo con noi, siete i benvenuti e cominciamo. Io penso che possiamo cominciare, solo che sto usando un Macintosh che non conosco. Allora, la nostra amicizia che prima abbiamo preso ad esempio, adesso le diamo anche una risposta. Esatto, quindi lei ha spiegato di essere single da 5 anni. Mi raccomando ragazzi, se fate una domanda poi non fate quelli che scappano. Esatto, dovete rispondere se ci siete, perché il monologo non ci piace. Esatto, vediamo se c'è, se ci sei batti un colpo di allora Barbara, dici che ci sei così cominciamo a risponderti, altrimenti perché passiamo sennò finire che la prossima volta vieni fai la stessa domanda. A noi ci sembra che l'abbiamo già vista, quindi mi raccomando. Allora Barbara, se ci sei batti un colpo. Dici? No, non c'è più. No, c'è sicuramente, è una questione di risposte. Sì, dai, ci sono un po' di persone collegate, voglio sperare. Simo, buonasera Simona. Allora Barbara 1, Barbara 2 e qua. L'ho detto che c'era. Siamo spiritisti, siamo quasi spiritisti. L'abbiamo evocata. L'abbiamo evocata e la nostra Barbarella c'è. Avanti, allora vediamo se trova un nuovo compagno. Dice di essere single da 5 anni. Da 5 anni, è un po' tanto. Beh, non è tanto. Dici Barbara, hai figli? Un precedente matrimonio? Ah, ecco, brava. Così per curiosità, mentre sei collegata da figli è buono che lo dici perché se no la giovane fanciulla magari pensiamo che sia un'altra concorrente, magari invece una ecco, vediamo un po' se a Barbara dei figli. Brava, bella domanda, perché infatti se c'è la donna con dei figli non si capisce bene. Allora, vediamo un si po'. No. Anche 2 O. No. Ok, va bene. Allora vediamo un po' se troverà. Allora, occhio al corteggiamento di un uomo più giovane, un po' narcisista, mi raccomando Barbara, che qui già iniziamo. Mettiti lo spray repellente. Qui iniziamo con le zanzarone, con i mosconi, no, le zanzare tigri. Non va bene perché vabbè, insomma, vediamo che c'è una persona che gira onzola intorno. Ma Barbara non è che E insomma, un riassunto concentrato nella prima riga. Qualcosina però. Vediamo un po'. Allora, ascolta, vediamo se riusciamo a inquadrare intanto un pochino meglio tutta la stesa. Ma glielo diciamo che siamo andati a vedere un museo e che c'era anche la cintura di castità. Sì, è vero, abbiamo visitato un museo bellissimo. Domenica siamo andati a vedere un museo e fra le tante cose un museo veramente fatto bene, curato, con tantissimi accessori, oggetti dai barbieri di 300-400 anni prima fa. Dell'avvento dell'elettricità, esatto. Quindi tutti utensili di natura manuale, quindi straordinario, ma di tutti i tipi di mestiere, è stato bellissimo. Esatto, dal giardiniere al fabbro. Sì, abbiamo visto perfino una cassa mortuaria in vetro trainata da cavalli, bellissima. Cioè non bellissima la cassa mortuaria ovviamente in sé, ma tutta l'oggettistica. Sì, siamo stati invitati però torniamo alla nostra Barbara generale.
Torniamo alla nostra Barbara, che sicuramente freme per la risposta. Allora, intanto nella linea del passato ci parla già di una situazione dove è tornato a farsi avanti una persona che poi si è allontanata, quindi sì. insomma, ovviamente ti ha lasciato un po' così, ancora a sospirare per questa persona. Comunque, che vedo sta, che lei ci teneva, Esatto, doveva essere comunque qualcuno importante per te. Questa è la linea passata, Barbara? Passiamo subito ai nostri giorni, quindi a oggi. Nel presente, facciamo un salto nel presente. Allora, io vedo una cosa, vedo una tua disponibilità nel costruire adesso, come se fossi pronta a investire in una relazione anche di lungo corso. Sì. Ma è anche vero che la carta del sacerdote ci dice due cose nel frattempo. Uno, che probabilmente ti sta girando intorno una persona grande, non necessariamente qualcuno che ti colpisca particolarmente, nel senso forse non esercita un particolare charme o carisma su di te. Sì. Per questo probabilmente o non si sa fare avanti, un po' timido, o comunque lo vedi come qualcuno troppo chiuso o rigido, però sappi che questa persona effettivamente è lì che gira come se ci tenesse. Nello stesso tempo il sacerdote ci dice anche come tu oggi sei un pochettino da tanto tempo sola e ovviamente anche un po' sulle tue, quindi un po' freddina. Esatto, quindi diciamo che le due cose può essere che magari nessuno in questo momento ti spinga a un particolare trasporto e che eventualmente comunque tu sia disposta a costruire qualcosa, questo si vede. Allora, cosa c'è nel prossimo periodo? Nel futuro, prossimi mesi. Quindi gli sviluppi da qui in avanti. Allora, deliranti, amante, morte. Quindi cosa ci sta raccontando? Ricordiamoci anche delirante, amante, Barbara al taglio. Abbiamo detto quest'uomo più giovane, attenzione che magari cercherà di conquistarti, ma sono quelle persone che una volta che ti conquistano poi dopo hanno già vinto la loro battaglia. Un narcisone, lascia stare, lo Quindi dice nel prossimo Marietta. periodo ci sarà una persona che un po' si fa avanti, un po' si tira indietro, insomma non si capisce bene e questa cosa poi si chiuderà. Quindi, si chiuderà male. In un modo o nell'altro non dipenderà da te, ma è meglio se non investi troppo entusiasmo in questa persona. Esatto, non crederci a quello che ti dice. Io faccio l'avvocato del diavolo, sono un diavoletto. Scusa, ho riso, ho spostato le carte. No, allora, cara Barbara, che è un diavoletto, ve lo garantisco. Allora, poi come segue? Questa cosa però ti darà comunque un nuovo slancio, perché ti farà capire che intanto la vita è ancora lì, le pulsioni esistono ancora nonostante il sacerdote di adesso e quindi secondo me qualcosa comincerà a orientarti in un progetto, in un desiderio, in una volontà, come se tu avessi le idee più chiare. Forse non significa che recuperi questo tizio, ma che ti verrà in mente qualcosa. Infatti, però è un qualcosa che ha a che fare con un pool di amicizie femminili. O forse anche l'amicizia che tu puoi recuperare con una persona che ha già fatto parte del tuo passato. Io vedo degli sviluppi ancora non tanto di natura sentimentale, quanto piuttosto sociale? Sì, nuove amicizie che possono avere dei risvolti in futuro, delle speranze. Però possono anche posso essere... aggiungere qualcosa? Certo che sì. Perché da questo è il futuro, ma qui torna nel passato e nel futuro. Qui io vedo un uomo che pensa a lei, che cioè qui vedo più uomini, cioè adesso non è che è, però voglio dire, questo qui ok, un bar la fuse, lascia stare, che non vale, il santo non vale candela, però qua io vedo che c'è qualcuno che valuta che è una donna forte, una donna virtuosa e poi come dici tu esattamente, proprio per la tua qualità, le tue caratteristiche, il tuo savoir-faire, insomma in dialetto ticinese, un dialetto piemontese, come si dice, insomma quello che sai fare, no? Poi effettivamente tu svilupperai delle nuove amicizie anche al femminile, proprio perché hai delle qualità importanti, però bisogna dire che ci sarà qualcuno. È anche possibile che, visto che avrai le idee più chiare, tu possa rielaborare alcune considerazioni, alcune persone, rivalutarle. Quindi vedo comunque la possibilità di
costruire delle amicizie solide che possono anche diventare qualcosa di più, non necessariamente solo con donne, perché vecchia signora e amica, pur essendo due carte con un titolo femminile, in realtà sono un 2 o un 4, quindi possono parlare di vecchie conoscenze, ok? Sì. Anche al maschile. Quindi Sì, secondo me ci sono dei risvolti. Che l'adora, perché c'è un uomo che insomma la pensa parecchio. La pensa parecchia. Sì, quindi potrebbe anche essere ancora questo sacerdote del presente, chi lo sa. Comunque, diciamo che ancora proprio l'uomo giusto, per come lo intenderai tu, non si profila all'orizzonte, ma potrebbe essere già adesso e non attrarti tantissimo, e in futuro tu potresti ripensarlo come un qualcuno con cui nel tempo è anche possibile costruire. Mm-hmm. Ok, esatto. Passiamo alla prossima domanda. Bene, adesso vediamo la prossima domanda, vediamo un po' cosa bolle in pentola nella nostra chat. Sì, le hai raccolte? Sì. Ne abbiamo raccolte perché sono carte importantissime. Via, andiamo a vedere cosa bolle in pentola, perché ci sono tante persone che fanno la domandina. Cerchiamo qualche altra bella domanda. Quindi quella... No. Allora... ma siete bravissimi. Grazie, va bene, Barbara, grazie, sei ben volentieri, ti aspettiamo. Noi siamo sempre qui, tappeto rosso, via. Allora, però, forza Marietto, sto scegliendo una domanda importante, perché... Proviamo Angela. Oh, la nostra Angela. Ciao Angela, bene. Allora, visto che così cambiamo un attimino una concorrente. Bene, Angela, aspetta, intanto vediamo se ha resistito. Però Angela, ci sei. Allora, è un bel attestato di fiducia. La concorrenza viene da noi. Guardatela bene tutti, ricordatevi che la concorrenza va dalla Hilde e dal Mary. Va bene, allora Angela, dici solo se ci sei, perché così ti diamo risposta, altrimenti passeremo a un'altra domanda. Io gli domanda. dico che non funziona. Ma dai. Sto scherzando. Vabbè. No, Facciamoci trasportare. Guardate ragazzi, se la concorrenza viene da noi c'è un perché. Dai, andiamo. Allora, Angela, ci sei? Angela 1, Angela 2, eccola qua. Oh! Okay. Al 2 si manifesta. Al 2 siamo spiritisti anche, oltre che... Allora, va bene, allora andiamo a vedere Angela. Grazie Angela di fare queste domande. Non la conosciamo, no, perché uno può pensare, magari si sono messi d'accordo per far vedere che la concorrenza... Allora, ho aperto la partita IVA e lavoro presso un nuovo centro di cartomanzia. Si avvierà, vediamo un po' le cose. Vediamo un po'. Oh, io ci dico che non funziona così, invece fai una figuraccia alla concorrenza. No, sto scherzando. Ti diciamo quello che vediamo. Vediamo quello che diciamo. Tanto mi sa che un po' le conosce, allora leggerezza, me ne ho bene. Da lontano contratto. Un lavoro a distanza, un contratto comunque che sembra possa dare degli sviluppi. Quindi vediamo ora cosa... un po', Angela, vediamo che se... Aspetta che proprio il primo piano sulle triple trip. Com'è che le chiami le mie? I maniglioni antipanico, perché quelli dell'amore li abbiamo superati. Ormai siamo già oltre, si è già aperto l'arma. Ok, bene, allora vediamo il passato, vediamo il presente, vediamo il futuro. Dai. Dai, Angela, tieni duro che abbiamo sempre bisogno di concorrenza buona. Allora, vediamo un po' il passato. È stimolante. Per noi. Ascolta, nel passato si capisce che hai avuto parecchi pensieri e preoccupazioni e che hai avuto notizia di questa opportunità. Effettivamente, fin da subito si è rivelata interessante, o comunque... ti ha dato possibilità di parlare con tante persone. Esatto, ma anche sicuramente qualcosa che ti ha molto sollevato rispetto al clima di partenza, ok? Le preoccupazioni prima, è una bella possibilità. Bella possibilità. Anche chiaramente una preoccupazione può essere legata anche al fatto di questa autonomia, ok? Quindi il fatto di dover vedi, questa Sibilla qui tu lo saprai meglio di noi, non proprio meglio di noi, perché se no non veniva da noi, però questa Sibilla qua sta a indicare che ci potrebbero essere un perdite di soldi, però insomma
Beh, sicuramente delle cose da valutare bene, da farsi suggerire e consigliare, ma a quanto pare ti devono aver rassicurato sul tipo di partita IVA che hai aperto, evidentemente, perché qua la cosa è andata avanti. Benissimo. Ora, al presente la possibilità è abbastanza importante e come dire, offre delle possibilità di sviluppo, anche se importante anche la qualità, il numero di concorrenti, perché la superbia ovviamente mette in evidenza anche questo, delle preoccupazioni. Però l'inizio c'è, ok? L'inizio lavorativo c'è. Diciamo che magari non è subito tutto quello che luccica. Ecco, subito potrebbe non essere, come dire, ci saranno dei blocchi remunerativo tantissimo. L'inizio è un po' in salitella, diciamo. Ci sono delle situazioni che bisognerà chiarire poi nel corso del tempo sul tipo di accordo che avete preso. Pur avendo tu partita IVA, devi capire se effettivamente vantaggi e svantaggi abbiano un bilancio. Comunque bisogna dire una cosa: se partita IVA è un indipendente, poi dopo puoi diventare. Certo, puoi anche sganciarti poi eventualmente da un centro, a meno che il centro non lo stia aprendo lei. Se lo apri tu il centro è un altro discorso, però ci fa vedere qui nel futuro che è un po' in salitella, non è proprio una discesina. I guadagni possono essere anche importanti, ma non subito, ok? Perché importanti? Comunque ci sono delle opportunità, ma anche le spese, attenta. Attenzione, perché questo è le spese. Poi bisogna dire una cosa. O le illusioni che ti portano di fronte a delle difficoltà. Quindi le difficoltà ci sono. E poi ci sono le possibilità. E poi devi capire che, non so se è il tassatore, però questo qui c'è qualcuno che la spiega. È anche il fatto che sentirai di dover essere messa alla prova in qualche modo, quindi anche la possibilità che ci siano persone che ti stiano un po' addosso con delle pressioni, con delle richieste, quindi diciamo che non sarà, te l'abbiamo detto, è un po' in salita, ma ti abbiamo anche detto non dico che è un K2 né un Himalaya, però è un piccolo Monte Bianco. Fin da subito però abbiamo detto che se tieni duro ce la fai, perché l'esito comunque dice così. Ci sono delle possibilità dove effettivamente con intraprendenza, determinazione, forza di volontà e resistenza potrai, come dire, proseguire in questo percorso. Anche se le difficoltà ci dovessero essere, troverai anche chi può aiutarti. Quindi secondo me non è facilissimo, non è facilissimo subito, ma a furia di seminare ti verrà poi incontro anche un po' di svolta di fortuna. Sì, esatto. Quindi comunque comunque, scusa se lo dico, non per farci pubblicità, ma nel sito del capitano ci sono anche dei riti operativi gratuiti che possono aiutare. Magari ti possono aiutare. Di Giove. Io penso che abbiamo fatto abbastanza risposte, è già passato mezz'ora. Vi ricordiamo che siamo nuovamente disponibili per questo spazio in nostra compagnia, in vostra compagnia, martedì, sempre alle 19, quindi siete benvenuti, vi aspettiamo a braccia aperte martedì, vi aspettiamo ovviamente a braccia aperte anche in un consulto professionale in privato, quindi non esitate, contattateci. Noi ci siamo sempre per voi, anche la concorrenza. Un caro saluto a tutti, a martedì prossimo. Grazie cari amici, ciao.